Vicinissimi a Bologna, per un'ottima ricettività e per un'ottima ristorazione non si può mancare di entrare all'interno dell'agriturismo Le Rondini con il signor Sergio. Che cos'è l'agriturismo Le Rondini e che cosa offre per chi voglia vivere questo territorio davvero a fondo? Siamo molto vicini a Bologna, però diciamo ho avuto la soddisfazione di sentire persone che hanno girato agriturismi in montagna, o che so io, hanno detto il più tipico l'abbiamo trovato alle porte di Bologna, nel senso che i nostri menù forse un po' troppo ricchi perché li collaudo io, però danno la possibilità di assaggiare tantissime cose, dall'antipasto ai dolci, tutta roba che pensiamo noi sia fatta in maniera genuina, fatta in casa come si facevano una volta. Ecco. Noi abbiamo fatto la struttura in 2 tempi e quindi diciamo il primo lotto di camere l'abbiamo fatto con un arredamento in arte povera, in legno, roba del genere. Altre invece abbiamo fatto delle camere con delle tipologie diverse, la camera diciamo famiglia o come si tende a chiamare adesso, sono 2 camerine e un bagno dentro lo stesso ambiente per chi ha dei figli o per 2 colleghi di lavoro che non vogliono stare nella stessa camera ma vicini, e quelle le abbiamo arredate in una maniera un po' più colorata per ravvivare un po' la cosa. Quali sono le bontà che producete all'interno di questa struttura del vostro agriturismo? Partiamo diciamo dalle nostre carni, i nostri salumi, i nostri animali di bassa corte, i nostri ortaggi, le nostre verdure, fino ad arrivare ai nostri dolci e qualche liquore. Noi siamo produttori di verdura, siamo diventati viticoltori per poter fare i nostri vini e poi abbiamo il nostro prodotto principale che è la frutta, che la trasformiamo in succhi di frutta e marmellate. Il sito è www.agrilerondini.it. Il buon motivo per cui venire all'agriturismo Le Rondini, detto da lei. Venire a vedere se tutto quello che vi ho raccontato è vero. Apriamo un nuovo percorso all'interno di una kermesse fieristica. Oggi entriamo all'interno di Cosmofarma, la kermesse internazionale dedicata al mondo della farmaceutica, della cosmetica naturale e di tutto ciò che verte intorno alla farmacia. Qui si formano i farmacisti del futuro, quell'innovazione tecnologica la fa davvero da padrona e noi giriamo per i 4 padiglioni in cui le aziende divise in 4 e oltre settori specifici merceologici espongono le proprie novità per rendere il farmacista sempre più professionale al servizio dell'utenza. Per questo non svelerei oltre, ma direi entrate con noi nel farmacista del futuro, perché Cosmofarma comincia il suo giro con noi che amplifichiamo il mondo al cubo. Sono 17 gli anni che contraddistinguono questa kermesse espositiva Cosmofarma, che tra l'altro crea una vera e propria Pharma Week all'interno della città di Bologna con un doppio connubio, Farmintech e Cosmofarma insieme. Siamo con il consigliere delegato Cosmofarma. Che cosa avete interpretato e cosa siete riusciti a fare quest'anno? Beh, diciamo che i momenti di difficoltà anche dell'economia e di cambiamento, i processi di trasformazione che coinvolgono il settore del farmaceutico e anche le farmacie, ci hanno imposto innanzitutto a noi come organizzatori di fiere, fiera del Cosmofarma, quindi nel settore del farmaceutico, di ripensare alla nostra manifestazione e di orientarla sempre di più verso il mercato.
Tanto questa Pharma-Week, come lei ha citato, è una rappresentazione molto bella che per la prima volta ha portato qui a Bologna e nel mondo una settimana dedicata al farmaceutico, facendo vedere diciamo, tutta la filiera che va dalle aziende di produzione dei macchinari, il confezionamento, gli imballaggi eccetera, di cui Bologna è una capitale mondiale, e continuando con tutta la parte dell'industria del settore farmaceutico portata appunto a Cosmofarma, con farmaceutico, il dermocosmetico, l'alimentare, il naturale e anche i servizi per le farmacie. Qui noi abbiamo fatto uno sforzo per avere durante questa manifestazione la presenza di 350 aziende che vengono anche da altri paesi, con un incremento significativo di presenza anche estera, creando all'interno della manifestazione, in collaborazione con gli espositori, dei momenti di grande interesse, e poi ovviamente durante la manifestazione si è creato l'incontro con le farmacie. Abbiamo avuto un incremento di visitazione molto importante del 11% rispetto agli anni scorsi, quindi molti sono farmacisti, sono operatori del settore che partecipano alla manifestazione, incontrano gli espositori e contemporaneamente partecipano ai 40 convegni che sono stati organizzati, una buona parte organizzati da Cosmofarma. Una cosa molto importante è formare il nuovo farmacista, tra l'altro però mai dimenticare il passato, perché tra l'altro all'interno della Kermesse Fieristica è stato creato un vero e proprio museo dedicato a Carlo Erba, fatto dalla Carlo Erba, che è una cosa molto importante per ricordare quelle che sono state le fondamenta anche della farmacia. Certo, e quindi un grande legame con le origini, con la tradizione, che però ovviamente all'interno della manifestazione che guarda al futuro, e nel futuro della farmacia ci sono tanti temi, tanti elementi di approfondimento che sono appunto stati portati in questa manifestazione, in questi convegni. Noi ad esempio abbiamo fatto il primo osservatorio Cosmofarma sul rapporto tra gli italiani e la farmacia. Noi ad esempio qui abbiamo fatto l'approfondimento su 4 focus: il baby care, pet care, food e l'ortopedico. Competitività, dove arriverà Cosmofarma per le prossime edizioni? Il prossimo anno le aree convegnistiche e i temi di approfondimento saranno ulteriormente sviluppati, perché sono momenti che creeranno un ulteriore valore all'appuntamento Cosmofarma, e l'osservatorio Cosmofarma da noi finanziato punterà certamente a dare delle risposte sempre concrete e precise al mondo del farmaceutico e della farmacia. Farma prima nel mondo come Kermesse Fieristica diventerà? Lo è già. Aren't you something to admire? 'Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect. Entriamo nel mondo dei nutraceutici con una multinazionale, un'azienda leader in questo settore che è la Metagenics Italia, con il direttore commerciale, il signor Daniele Carandini. Che cosa significa esattamente nutraceutico? Metagenics è un'azienda che lavora nella nutraceutica. Cosa vuol dire nutraceutica? Sono quei prodotti fatti per avere un effetto sull'uomo e sono nutrienti, quindi nutrienti che noi possiamo ritrovare in natura. Con il cambiare del nostro tipo di alimentazione non riusciamo più ad alimentarci ed avere tutti quei micronutrienti di cui avremmo bisogno. Da qui la possibilità di prenderli tramite l'integrazione, questi micronutrienti che sono la nutraceutica.
Un esempio proprio di queste necessità sono per esempio il magnesio. Tutti noi abbiamo molto spesso una carenza di magnesio. Metagenics ha pensato una formulazione che si chiama Meta Relax a base di glicerofosfato di magnesio, che è un sale di magnesio molto ben assorbito, che diventa biodisponibile e aiuta quindi a prevenire tutti quei disturbi portati dallo stress, dall'affaticamento mentale, cosa che in questo periodo della nostra vita abbiamo molto spesso. Più una grandissima novità è Probactiol. Probactiol, esatto. Probactiol è un probiotico che aiuta a mantenere in forma il nostro intestino. Il 60% del nostro sistema immunitario è nell'intestino. Un intestino in salute vuol dire avere un corpo in salute e questo fa Probactiol, che con 25 miliardi di batteri buoni permette di aiutare l'intestino a rimanere in salute. Un altro prodotto molto interessante è la vitamina D. Abbiamo visto che in Italia, nonostante sia il paese del sole, l'80% dei nostri abitanti ha carenza di vitamina D, perché abbiamo cambiato in questo ultimo 50 anni il nostro stile di vita, stiamo molto meno al sole di un tempo, quando andiamo al sole ci proteggiamo per evitare i danni alla pelle, ma così non sintetizziamo più la vitamina D. È difficile assumerla con l'alimentazione, ne assumiamo al massimo il 20% con gli alimenti e qui una corretta integrazione di vitamina D ci aiuta a mantenere le ossa più sane e ci aiuta anche a migliorare il nostro sistema immunitario. Metagenics tra l'altro è riuscita a trovare i giusti nutrienti con una ricerca avanzata nella biotecnologia e quindi c'è una ricerca continua per migliorare e implementare i prodotti. Assolutamente, Metagenics ha 2 punti di ricerca, uno negli Stati Uniti a San Clemente dove è la base di questa multinazionale e un altro in Europa, in Belgio, a Ostende, dove si fa ricerca proprio sulle migliori formulazioni, sui principi attivi, sui micronutrienti che più di altri hanno un'efficacia per il nostro organismo e più di altri danno dei benefici a lungo termine per mantenere la nostra salute più a lungo possibile. Maurizio Salamone, direttore medico all'interno della Metagenics, importantissima la formazione e a questo Metagenics pensa con dei veri e propri corsi di formazione professionale che servono esattamente a cosa e cosa significa formare in questo ambito? Sì, il pubblico generale, i professionisti sono sempre più attenti quando si parla di benessere, di alimentazione e di salute. Per questo Metagenics prevede degli eventi, dei seminari, dei congressi rivolti sia al pubblico che ai professionisti per dare un servizio di aggiornamento e di formazione che sia all'altezza delle richieste. Sia sul campo sia online nel sito di Metagenics è possibile frequentare dei percorsi di aggiornamento e formazione soprattutto sulle tematiche dell'integrazione e dell'approccio integrativo alle patologie cronico-degenerative. Ecco, cosa significa formare nell'ambito di questa tipologia di prodotti i professionisti? Formare significa prima di tutto informare su quelle che sono le esigenze specifiche di ogni singolo paziente, la qualità degli ingredienti, come leggere le etichette, come capire qual è il prodotto giusto, la formulazione giusta per la singola esigenza. La medicina del futuro è una medicina personalizzata, preventiva e su questo l'integrazione svolge un ruolo fondamentale, partecipativa e quindi pensiamo che sia il farmacista che il medico che il singolo cliente debba avere gli strumenti adeguati per fare le scelte più idonee. www.metagenics.eu. Approda al Cosmofarma 2013 Carlo Erba, l'innovazione in farmacia, la mostra che racconta la affascinante storia del grande farmacista ed imprenditore.
Un'avventura personale lunga oltre 150 anni, che ha segnato il salto dalla farmacia ottocentesca alla grande industria. Tutto inizia nel 1837, quando il giovane Carlo Erba, dopo la laurea in farmacia a Pavia, decide di mettersi in proprio e crea nel piccolo laboratorio della sua farmacia, nell'antico quartiere milanese di Brera, quella che sarà la prima industria farmaceutica italiana e negli anni si svilupperà con laboratori e negozi. L'esposizione traccia un percorso inedito attraverso alcune tappe fondamentali dell'industria farmaceutica italiana e le pietre miliari dell'evoluzione del ruolo del farmacista fino ad oggi. Oggetti storici, documenti originali, immagini, filmati e interviste fanno di questa straordinaria esposizione un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo per il mondo della farmacia moderna. Un settore che deve molto a figure come quella di Carlo Erba, che ha dato il proprio nome ad una marca storica della farmacia italiana e ha posto le basi della moderna figura del farmacista. La mostra, che rappresenta un tributo ad un uomo, ad un'azienda ed alla professione stessa di farmacista, non poteva quindi avere cornice migliore di Cosmofarma, visitata da oltre 20.000 operatori del settore, tra cui naturalmente molti farmacisti, con i quali i prodotti a marchio Carlo Erba hanno da sempre avuto un rapporto speciale. Per la sua esemplarità e continuità, la storia della Carlo Erba fornisce un filo conduttore attraverso cui seguire alcune delle principali tappe della storia della farmaceutica italiana negli ultimi 150 anni, che hanno visto, come ben testimonia la figura stessa del fondatore di questa azienda, una progressiva evoluzione anche nel ruolo del farmacista, che resta il mediatore per antonomasia rispetto alla relazione tra paziente e farmaco. Comprendere a fondo la figura del farmacista, dalle sue radici storiche, è una straordinaria occasione sia per capire come valorizzare oggi l'importanza del suo ruolo come professionista dietro il bancone, che per andare a scoprire il mondo alle sue spalle. E seguiamo questo percorso partendo dalle origini della professione, quelle straordinariamente tracciate dal precursore del farmacista moderno, il dottor Carlo Erba. Da oltre 150 anni per la vostra salute. Faremo sbocciare la tua bellezza come mai prima d'ora. Potrai finalmente coronare il tuo sogno. Sarà tutto più bello di come hai sempre immaginato. Marisa Sposa, lo stile che ti attraversa il cuore. A Lanciano, www.marisaspose.it. Meravigliosa. La vedo anch'io, ma siamo in registrazione. E sono solo alla copertina. Guarda che il microfono è aperto. Le confessioni di Berlusconi, Veltroni, Vespa e poi le migliori feste e inaugurazioni di Pescara. Forse hanno fotografato anche me. Basta! Ci sono anche gli annunci immobiliari. Lo spot, ti prego. 20 secondi per parlare di Pocket. Fallo tu lo spot, io leggo Pocket. Pocket, il primo free magazine italiano da leggere, non da sfogliare. Per completare ogni tua serata c'è il Gatto Verde. Il Gatto Verde è musica, cabaret, spettacolo, disco pub, un ottimo cocktail, una birra delle più rinomate per accompagnare una pizza eccezionale o una succulenta cena di pietanze cotte alla brace. Perché tutto questo è il Gatto Verde. Pizzeria, braceria e poi scatenatevi nel divertimento del disco pub in via Vestina 473 a Montesilvano. Info 085 468 3652.
La donna vuole essere bella, questo ha pensato e continua a pensare la Nux Italia con il suo amministratore delegato Ugo Pellegrino. Che cosa riesce a determinare un successo così forte in questo momento per un prodotto cosmetico? Il grande successo è legato alla grande capacità imprenditoriale della nostra Presidente, che è Alisa Jabès, che ha saputo vedere lontano 22-25 anni fa, quando ha acquistato il marchio, e non soltanto ha saputo creare una proposta prodotto fantastica, ha saputo gestire bene la comunicazione, ma soprattutto ha saputo creare tutti gli strumenti per realizzare la sua visione e creare una struttura capace di realizzarla. La cosa molto importante per noi è che abbiamo un modello di lavoro che è vincente, di prodotti molto buoni che non si vendono nel mondo è pieno, e la differenza la fanno proprio le persone e il modello di lavoro. Il modello di lavoro Nux è una doppia equipe, sell-in, sell-out, quindi capace non soltanto di selezionare, aprire e portare nei punti vendita una proposta commerciale, ma soprattutto di creare le condizioni affinché all'interno del punto vendita ci sia la capacità a proporre i prodotti Nux in una maniera molto professionale e personalizzata, utilizzando molto bene gli spazi, l'esposizione, la vetrina, e soprattutto che le persone che gestiscono questo siano formate e motivate. Da questo punto di vista, sin dall'inizio noi abbiamo investito su questa doppia figura, che è un costo molto importante per l'azienda ma ha un valore incredibile, e che è quella che oggi ci permette di crescere in un periodo molto difficile a 2 cifre in una maniera straordinaria. Quando una donna incontra Nux e la prova, effettivamente si innamora. Abbiamo questa fortuna di avere dei prodotti che hanno una gradevolezza estrema, per cui la stampa e chi ci incontra poi effettivamente diventa cliente e si fidelizza molto. Tra l'altro un cavallo di battaglia conosciuto in tutto il mondo è l'olio prodigioso. La storia è molto bella perché Alisa Jabès 22 anni fa viveva la prima gravidanza del suo figlio e ha voluto proprio creare un prodotto nuovo, viso, corpo, capelli, che andasse bene a una giovane donna imprenditrice, futura mamma, e quindi un idratante, elasticizzante, viso, corpo, capelli, un olio secco molto facile da usare, e senza saperlo ha creato un prodotto magico che 22 anni dopo è il prodotto numero 1 in Francia per volume e per fatturato, con oltre 2 milioni di pezzi venduti, ed è il prodotto che permette a noi oggi facilmente di far conoscere il marchio, di identificare i punti vendita che hanno il marchio, perché la comunicazione parla quasi sempre dell'huile prodigiosa, ed è un prodotto trasversale che quindi porta alla farmacia che ha Nux delle vendite complementari anche alle consumatrici che sono fedeli di altri marchi, per cui un'occasione straordinaria. Tra l'altro c'è stato il lancio di un nuovissimo prodotto. Nux Lance Jeunesse nasce da 3 anni di ricerca molto profonda e ha portato dei risultati dimostrati in laboratorio sull'efficacia, sulla ricarica del DNA mitocondriale. Vuol dire che andiamo veramente a lavorare nel profondo delle cellule, e una soluzione che è una nuova cura, un nuovo gesto di cosmetico che ha dei risultati strepitosi utilizzato da solo, mattina e sera, e che raddoppia l'efficacia sua e del prodotto abbinato se viene effettivamente utilizzato col prodotto abituale. È un prodotto con una gradevolezza incredibile, una seconda pelle, una fragranza super. Abbiamo fatto il lancio a gennaio, i risultati sono strepitosi, e sarà un altro prodotto che, come lui prodigioso, farà conoscere e adorare Nux a tutte le donne che ne avranno l'occasione. Il futuro della cosmesi che cosa prevede per Nux?
ma prevede soprattutto un lavoro molto attento di programmazione a livello marketing, in maniera da avere sempre la possibilità di dare vita e ridare vita ai prodotti che esistono già, abbinandoli eventualmente a dei lanci di novità, a delle operazioni, ma la cosa importante è costruire un piano marketing in anticipo che permette a noi e ai nostri partner di programmare l'attività nel punto vendita almeno per un semestre o per 12 mesi e soprattutto di avere una buona rotazione del listino, dello scaffale, dando vita regolarmente, grazie proprio alle promozioni, agli stessi prodotti e non come si faceva una volta, che per generare fatturato aggiungevi prodotti. Lux ha questa grande capacità di identificare dei tempi forti per determinati prodotti e creare degli eventi e delle situazioni per cui questi riprendono vigore e vita oltre a quello che è la dinamica abituale. All'interno del Cosmofarma c'è una nuova concezione del farmacista del 2013, un farmacista che diciamo cambia completamente il suo volto, e chi ha interpretato nel modo migliore questo cambiamento innovativo sono due aziende come la Vega e la P-Design, che si propongono all'interno di questa kermesse con un connubio perfetto che sposa il servizio alla estetica e al design, alla perfetta architettura. Siamo con Marco Ghigini, direttore commerciale della Vega SPA. Che cosa avete studiato per questa edizione? Come siete riusciti ad interpretare questa nuova esigenza? Certo. La Vega SPA è una società di consulenza ICT che nasce nel 1997, che si è subito focalizzata, diciamo, sul settore della sanità, poi in maniera particolare sulle aziende della distribuzione intermedia e anche sulle farmacie. Sulle aziende di distribuzione intermedia noi facciamo servizi di full outsourcing, sulle farmacie invece noi forniamo servizi che vanno dalla fornitura di sistemi informatici, hardware e software, all'assistenza a 360 gradi. Noi siamo presenti in tutto il nord centro Italia con 8 filiali e 65 persone e ad oggi noi facciamo assistenza a 1300 farmacie. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso allora a questo punto di un'idea nuova di mettere insieme un po' tutti questi aspetti e di dire bene, quale può essere il risultato di questi aspetti poi importanti per il farmacista? È la farmacia dove la tecnologia sposa il design. L'intento è quello di accompagnare i nostri visitatori all'interno dello stand Vega, quindi un ambiente ovviamente familiare, quello della farmacia, dove possono apprezzare tutti i prodotti che noi abbiamo portato. Sono prodotti che noi abbiamo selezionato, che possono essere utili, interessanti per la farmacia in questo contesto. All'interno dello stand quindi il nostro farmacista può trovare sistemi che possono garantire la sicurezza, esempio i sistemi di videosorveglianza collegati con le forze dell'ordine, sistemi di antitaccheggio che servono per eliminare i furti dei prodotti. Abbiamo anche un sistema nuovo, innovativo per la gestione del denaro, quindi le macchinette che permettono di non gestire manualmente da parte del collaboratore il denaro, perché dà la possibilità al cliente stesso di inserire il denaro stesso e ricevere il resto. Poi altri sistemi legati per esempio all'ottimizzazione, a rendere più efficace il messaggio promozionale, il messaggio commerciale professionale del cliente, del farmacista. Sono i sistemi di videocomunicazione, cartellonistica, siti web, l'e-commerce che diventerà sempre più importante in questo momento. Altri sistemi potrà trovare all'interno del nostro stand, come per esempio un sistema per la stampa dei referti. Questo è importantissimo perché dà la possibilità al cittadino di poter stampare il referto medico senza doversi recare direttamente presso la struttura sanitaria. Tante altre cose troverà all'interno del nostro stand, come per esempio i nostri consulenti che erogano servizi di consulenza sul controllo di gestione che tanto successo ha ricevuto in questi ultimi anni, perché vi è proprio la necessità da parte dei nostri clienti di avere un maggior controllo del proprio punto vendita. Passiamo
passiamo alla parte, diciamo, estetica del design di questa nuova idea di farmacia strutturata all'interno di questo stand e presentata all'interno del Cosmofarma 2013 con il designer Alberto Pescali dell'Happy Design. Ma l'idea della farmacia oggi è quella che non sia più solo prodotto da banco, ma bensì uno store dove si possa proporre una serie di evoluzioni. Quindi anche prodotti a differenza, come dicevo prima, di farmaceutici, ma bensì anche più ludici, quali cosmesi oppure la cura del corpo, e quindi abbiamo pensato delle zone dedicate che possono permettere di unire una fusione e quindi rendere più leggero il mondo della farmacia. L'idea della farmacia oggi è quella di poter entrare, viverla, goderla con prodotti quali possono essere naturali, quindi il legno, quindi tornare all'idea anche della casa in farmacia, non cose troppo high tech che comunque fredde, quindi non danno un impatto piacevole a vivere quella che è la situazione dell'acquisto, quindi un'idea più commerciale. L'idea è proprio quella del legno naturale che gioca da protagonista, che ti fa come se fosse un tappeto, quindi ti invita all'interno della farmacia, che poi si possa riproporre sulle pareti oppure rivisitato con diverse colorazioni, rifacendoci un po' l'idea dell'architettura e dello stile del primi Novecento nostro, quindi la cultura nostra della lavorazione tipica italiana, e rivisitato con colorazioni nuove, quindi un po' più giovanile, un po' più fresco, come possa essere l'erborario in questo caso. Non da poco e poi meno importante l'idea della tecnologia e dei comunque prodotti di avanguardia, quali possono essere anche come materiali tipo il Corian, come i banconi sono fatti e pensati completamente in Corian, quindi materiale duttile, tecnico, e tecnologia, come dicevo prima, nascosta, quindi tecnologia LED, oppure anche tutta una serie di gestioni che possono essere tutta una serie di strumentazioni integrate all'interno della farmacia, ma che non siano impattanti per la persona che è interessata al prodotto della farmacia. Entriamo nel mondo dell'alta cosmesi, entriamo nel mondo delle farmacie di chi 20 anni fa, con un progetto avanguardista, ha introdotto prodotti di alta cosmetica in questo mondo molto difficile che è la 2P International Service, con la sua titolare, la signora Francesca Pischetola. 20 anni di successo che sono stati determinati esattamente per la Isadora da cosa? Noi ci rinnoviamo spesso, 4 volte all'anno, lanciamo proprio i colori alla moda, e ciò che cerco sempre di soddisfare la clientela. Tra l'altro io vedo uno spettacolo live con il make-up director di questa azienda che si sta prodigando nell'applicazione di uno dei best seller dell'azienda, che è esattamente lo spray on bronzé. Infatti, guarda, questo prodotto veramente l'abbiamo lanciato 2 anni fa e veramente ci dà tanta soddisfazione, perché è un prodotto, è una terra spray che ha un fattore 12 di protezione, lunga durata, per cui ogni momento ti puoi vedere bella bronzata e bella colorata. Tra l'altro un modo davvero carino è quello di creare dei veri e propri eventi all'interno delle farmacie rivenditrici con la Isadora. Infatti stiamo avendo veramente un bel successo, perché non si crea sempre la solita giornata truccare la cliente, ma proprio organizzare degli eventi. E abbiamo visto che veramente c'è una bella partecipazione sì da parte della farmacia, ma proprio il cliente finale.
Un nuovissimo ingresso tra l'altro all'interno della famiglia 2P, una nuovissima linea skincare, una linea direttamente da Londra, The Organic Pharmacy. Ci parla un attimino di quali sono le caratteristiche di questa linea. Un prodotto naturale, senza conservanti, abbiamo le normative della SOIL, che sono le normative che ovviamente vengono scelte negli alimenti, per cui queste creme si può dire che si possono anche mangiare. Sono tutte piante di prima scelta, spremitura a freddo. È un prodotto senza petrolati, adesso altissima qualità. Harry Gambera è il make-up director all'interno di questa live performance strutturata in questo stand della 2P. Quali sono le caratteristiche che ne determinano il successo del make-up Isadora? Sono prodotti di qualità. Quello che oggi la donna vuole è la qualità del prodotto. Siamo senza nickel, siamo senza i contatti degli oli che aggrediscono le pelli, polveri sottili che non vanno ad ostruire i pori. Abbiamo tutto quel concetto di clinicamente attestato. A questo dobbiamo aggiungere una delle cose più importanti. Isadora ha qualcosa che è moda e infatti noi veniamo classificati come la salute e la moda in farmacia. Cosa vogliono le donne oggi dal make-up? Vogliono la semplicità, vogliono il colore, l'allegria, la moda, vogliono la qualità. E Isadora ha tutto questo. Non per questo molti personaggi del mondo dello spettacolo si avvicinano a Isadora. Quale sarà allora, in virtù di queste novità della Isadora, del successo di 20 anni, il futuro? Continuerà il nostro successo. Entriamo all'interno di un'esperienza di un gruppo, che è il gruppo Admenta, che con il presidente e il suo amministratore delegato Leonardo Ferrandino dà vita ad una nuovissima idea, un nuovissimo progetto che si chiama Lloyds Farmacia. Lloyds Farmacia nasce come un progetto di assoluta innovazione a livello europeo con tre fondamentali aspettative: un posizionamento strategico completamente nuovo al fine di creare una catena paneuropea di farmacie, un elemento innovativo in termini di format e quindi di offerta alla clientela, ed un format valido per il farmacista indipendente e quindi da offrire al farmacista indipendente in termini di innovazione nel fare farmacia oggi in Italia. Quali saranno le caratteristiche di successo di Lloyds Farmacia? Innanzitutto è un layout accattivanti, moderni, all'interno delle quali si inserisce un contenuto tecnologico importante, un'offerta di beni e servizi nuova ed innovativa, un programma di formazione focalizzato per il farmacista, dove le due aree iniziali sui quali c'è una particolare focalizzazione è quella della cura della pelle e della cura e della gestione del dolore, due aree importanti che traggono ricerca da studi universitari fatti presso la clientela in Italia e in altri paesi europei e che in futuro vedrà allargarsi ad altre aree tematiche di assoluto interesse per la clientela. Creare valore per la clientela significa poi creare valore per la farmacia e per il suo business. Qual è il modo per poter entrare, diciamo, e trasformare la propria farmacia in Lloyds Farmacia? Se si è una farmacia privata è chiaro che c'è una fase di avvicinamento, di analisi del posizionamento attuale della farmacia, del suo mercato, delle sue esigenze,
e quindi in un'ottica avanzata di gestione retail si va a studiare un attimo quelle che sono le leve che bisogna andare a toccare per far sì che il Lloyds Farmacia si vesta sulla farmacia interessata. E poi successivamente nasce un progetto di implementazione che porta nel giro di qualche mese all'apertura dei battenti e si vede già dalle prime settimane il riscontro della clientela che è di grande apprezzamento, di grande gradimento, e questo è il risultato e l'evidenza più importante del fatto che il concept funzioni. Uno dei servizi, tra l'altro molto graditi, che si troveranno all'interno delle Lloyds Farmacie, sarà il servizio di analisi della pelle con la dottoressa Generali. L'analisi della pelle consiste in un programma dove valutiamo quella che è l'idratazione, il sebo, che è una cosa ben diversa da quella che è disidratazione. Una pelle secca non è per forza una pelle disidratata. Elasticità, vediamo quello che è il pH, in base a questi parametri vediamo se vi è una buona detersione del viso. Andiamo con l'analisi, ad esempio in questo caso della mia pelle. Questo è il giudizio finale che ci dice che c'è una scarsa disidratazione, quindi mascherine idratanti da fare 2-3 volte a settimana vanno benissimo. Esfoliazione un po' alta, bisogna sfogliare un pochettino di più, cheratina alta, quindi scrub 2-3 volte a settimana e qualche mascherina assorbente in questa zona qua. Fatto questo, la pelle è pronta ad assorbire qualsiasi tipo di crema, altrimenti così ne assorbirà un 30%. Da qui ai prossimi anni, quali saranno le evoluzioni della Lloyds? Diciamo che crediamo di costruire in Italia una rete di affiliati che insieme alle nostre farmacie possa essere garanzia di qualità per il cliente finale ed essere valore per tutti gli affiliati. Ovviamente questo è un progetto assolutamente di primo piano, innovativo per il panorama italiano, e crediamo sin dalle prime battute e già dalle prime farmacie che sono state trasformate nel concept Lloyds Farmacia, i risultati sono di assoluto interesse. Lloyds Farmacia è innovazione, idee, qualità e quindi servizio per la clientela. Monday, triple for a drink on Tuesday. We make love by Wednesday. una vera e propria Pharma Week, quella organizzata per questa edizione 2013 dalla Cosmofarma in sinergia con Farmintech, due kermesse che si sono unite per creare un vero e proprio connubio di potere nel settore farmaceutico che sta dimostrando i propri cambiamenti, e questa è la situazione che ne interpreta le esigenze con tutte quelle che sono le innovazioni nella comunicazione, nel prodotto, nel vero e proprio modo di essere professionisti della farmacia. Quindi noi, avendovi mostrato quelle che sono le leadership e quelle che sono le caratteristiche del settore tramite le aziende, vi rimandiamo alla prossima edizione, quella del 2014, e vi diciamo, mi raccomando, ricordatevi sempre di seguire Fiera e dintorni, perché noi con Cosmofarma amplifichiamo il mondo al cubo.